Nel campionato di Serie B il Padova ha battuto il Varese per 3-0, ma dopo quanti brividi, nel recupero dell'incontro sospeso per nebbia il 31 dicembre, quando le due squadre si trovavano dopo 63 minuti di gioco sullo 0-0. La vittoria dei biancoscudati è giunta quasi inaspettata, stando almeno a quanto si era visto nel primo tempo, e cioè con un Varese quasi sempre in attacco e vicino al gol in più di un'occasione. Gli oltre 13.000 spettatori accorsi alla Piani incominciavano insomma a preoccuparsi per le sorti del Padova quando al 41esimo giungeva a sorpresa il gol del sempre bravissimo Cerilli che spediva in rete un pallone sfuggito al malaccorto portiere Zunico uscito difettosamente su da Croce. Nella ripresa il Padova, anziché difendere il vantaggio, si metteva ad attaccare, impedendo così la reazione del Varese, squadra veloce e sempre pericolosa. La tattica di Agroppi risultava vincente perché il Varese si disuniva e dopo aver corso parecchi rischi capitolava una seconda volta al 13° della ripresa ad opera del terzino Favaro, autore di questa bella rete. Completava il bottino al 64esimo da Croce, che dopo aver vinto una serie di contrasti superava anche il portiere e insaccava. Vittoria importante, dunque importantissima per la classifica del Padova, che può ora affrontare con maggiore tranquillità la difficilissima trasferta di domenica a Campobasso.